Qui invece ci troviamo all'interno dello stand Friuli Venezia Giulia e siamo soprattutto con due staccanovisti, lasciatemelo dire, staccanovisti giovani ma sempre presenti. Stiamo parlando di Diana Candusso e di Fabrizio Gallina. Loro sono sempre presenti e hanno contribuito al grande successo del Vinitaly e sono adesso qui a Londra. Ma Diana, abbiamo sentito tre rappresentanti degli importanti consorzi proprio presenti qui, ma ce ne sono anche altri importanti che non sono presenti fisicamente ma ci sono comunque con i loro vini, no? Esatto. Allora, come diceva Fabrizio, appunto veniamo da una maratona che è stata abbastanza lunga, che è iniziata con il Vinitaly, seguita con Slowfish a Genova, poi Mondo Italia a Stoccarda. Adesso siamo arrivati qua a Londra con appunto questo stand istituzionale che rappresenta il vigneto Friuli, quindi diciamo le principali produzioni della nostra regione, dando sempre focus particolare al friulano. Come diceva Fabrizio, abbiamo già sentito il consorzio Collio, l'Isonzo e l'Aquileia. Volevo solo dire che oltre a questi tre consorzi che sono presenti fisicamente con del personale, abbiamo anche il consorzio dell'Ania, le Grave, i Colli Orientali del Friuli, il Latisana e il Carso, con sempre principalmente vino friulano, ma anche con degli abbinamenti con magari vini più particolari di quella zona DOC, come per esempio lo Chardonnay nella zona del Carso. Poi abbiamo le Grave che ha portato il Pinot Grigio, i Colli Orientali, il Pinot Grigio pure, quindi diciamo che focalizzazione su friulano, ma anche attenzione agli altri vitigni che ogni singolo consorzio vuole promuovere. Ci sono stati anche dei seminari che fra l'altro hanno dato un segnale importante per la presenza di tanti giovani, no? Esatto, il seminario era focalizzato sul ruolo dei vini regionali, nel senso che è stato preso in generale il ruolo dei vini regionali come potenziale brand di richiamo per una regione, e poi è stato analizzato proprio il ruolo del friulano che può diventare un brand, un vino che può richiamare sì turisti ma soprattutto anche importatori per la commercializzazione. Seminario molto affollato, come hai visto, persone, come hai detto tu, giovani e soprattutto persone che sono operatori, quindi passiamo dai ristoratori ai distributori che inizialmente vengono magari per curiosità, ma poi c'è sempre il fine commerciale dell'evento, diciamo. Questo seminario è stato focalizzato appunto sul ruolo del vino regionale, seguito da una degustazione di friulano abbinato o al prosciutto di San Daniele e al formaggio Montasio. In questo caso allora passiamo a Fabrizio, che è quello che si diletta con piacere a rappresentare anche la gastronomia friulana, e devo anche sottolineare un altro fatto, Fabrizio, che il Friuli sia anche una meta turistica legata proprio al food, no? Sì, assolutamente. La parte food è una parte che comunque è sempre di attrattiva un po' per tutti, perché il cibo che si abbina ovviamente al vino è una cosa che a tutti piace. Chiunque di noi si siede sempre a tavola a mangiare, e conoscere sapori nuovi, cibi nuovi e piatti nuovi è sempre uno spunto interessante per chiunque. Nel nostro caso la nostra regione, che ha comunque anche molte altre, diciamo così, forme di turismo legate alla cultura, legate all'arte, alla storia, però sicuramente l'enogastronomia e quindi il cibo riveste un ruolo molto importante, e in questo senso ci sono due prodotti che sono un po' il fiore all'occhiello, diciamo così, della nostra produzione. Sono due prodotti DOP, il prosciutto di San Daniele e il formaggio Montasio, che regolarmente ci accompagnano in queste fiere che facciamo in giro per il mondo, e che noi diciamo così usiamo accompagnare ai nostri vini in questi seminari o in questi laboratori, e che vedo che hanno sempre molto apprezzamento. Tra le tante cose curiose di Londra è che ci sono anche tanti imprenditori italiani. Qui siamo con un esempio, siamo con Marco Ricci, lui è friulano DOC ed è parecchi anni che frequenta ormai la piazza della City, ma facciamoci dire, cosa vuol dire, Marco, essere imprenditore a Londra? Beh, sicuramente essere imprenditore italiano a Londra, prima di tutto, vuol dire trasferire quella che è un'esperienza di un'altra nazione, vivere in una grande città multietnica. Qui ci sono tantissime esperienze sotto tutti i punti di vista. È sicuramente una città che arricchisce, una città che anche in questi momenti, chiamiamoli pure di crisi e di difficoltà, offre grandissime opportunità. La scelta del Friuli di venire a rappresentare i suoi vini proprio qui a Londra non è dovuta al caso, perché in effetti si è intuito che la piazza di Londra è una piazza importante a livello internazionale e anche mondiale. Quanto può influire il fatto di essere presenti proprio come imprenditore, come anche diciamo mercato per quello che può essere il brand friulano proprio qui a Londra? Direi che è una scelta azzeccata. È importante essere presenti, e questa presenza
Italia, non soltanto della regione Friuli Venezia Giulia, ma con lo stand dedicato al friulano sicuramente porterà dei grandi risultati. Il mercato inglese è un mercato particolare, ci possono essere dei buoni risultati. L'importante è comprendere che in questo paese bisogna essere presenti sempre, comunque, tutti i giorni, per cui benvengano le manifestazioni, benvengano le fiere, ma sarà molto importante nel futuro essere presenti sempre su questo territorio per poter essere così protagonisti di quelle che è questa città. E per chiudere questa nostra esperienza londinese abbiamo scelto un parterre, una situazione molto bella, molto particolare, soprattutto culturale. Stiamo parlando di un libro che è appena uscito, si chiama Collio, è un libro che parla ovviamente di una delle zone più belle del Friuli, ma ne parliamo direttamente con Carla Capaldo, lei è l'autrice, fra l'altro l'ha scritto in inglese, uscirà anche in italiano, ma è un libro molto affascinante. Come ti sei ispirata, Carla? Ma questo è un libro che per me è stato una grande gioia da fare, perché il Collio è una zona che io rispetto moltissimo per i vini. Il consorzio mi ha dato la possibilità di venire a scoprirlo di più e di scrivere uno dei miei libri personali su un viaggio nel Collio del vino. Io in effetti ti faccio i complimenti, avevo iniziato così a leggere la prefazione, è molto molto affascinante, non vedo l'ora anche di poterlo leggere. E qui ovviamente mi viene naturale fare una domanda alla Patrizia Felluga, lei è la presidente di questo consorzio così importante, insieme a tutti gli altri, ricordiamo che il Friuli ne ha 9. Il fascino del Collio, io ho detto che queste colline non hanno nulla da invidiare alle colline toscane. No, per noi questa è un'occasione, aver avuto questa amicizia con la Carla, che ha avuto la possibilità, e solo lei poteva fare un'opera con tanta passione e con tanto amore come l'ha fatta, e avere l'opportunità, proprio grazie al consorzio e grazie anche alla Turismo FVG, di essere qui a Londra a presentare il libro, presentare il premio Collio e tutti i vini dei nostri produttori. Bene, da questo club molto bello inglese, dove questa sera si parlerà inglese, londinese, ma si mangerà italiano, Fabrizio Nonis rientra in Italia sperando di avervi portato le immagini più belle di un'esperienza molto importante e sicuramente molto proficua sotto l'aspetto ovviamente della comunicazione di una regione importante come il Friuli Venezia Giulia. Appuntamento come sempre alla prossima puntata.